Allora qua Fioi, situazione generatore, anche lo zio effettivamente mi dice guarda che è il gas, cioè sentirlo, è il tipo di gas. Effettivamente collegando sono andato in un distributore dove non c'ero mai stato, potrebbe anche essere, hai capito, la candela andava perfetta ma l'abbiamo cambiata comunque, basta, quindi sì, sto aspettando di consumare un po' sto gas per poi buttarne dell'altro, insomma, e vedere, perché è inutile mettere mani al generatore, portarlo a far vedere, buttare via i soldi quando appunto può essere solo il gas, quindi si aspetta di finirlo. Ok, sì, ora sto iniziando a usare i DC Fioi perché ho il climatizzatore acceso spesso, prendo a caso, non so se si vede, stiamo caricando a più di 100 ampere perché c'è anche un pochino di sole, sta per arrivare un temporale. Quindi a cosa servono tutti sti DC e i pannelli solari d'estate quando uno dice madonna c'è sole da vendere? A cambiarti parecchio per non dire completamente, mi sembra esagerato, l'esperienza in camper facendo andare un climatizzatore o deumidificatore, insomma io ieri ho messo deumidificatore, io lo faccio andare credo che almeno un 4 orette al giorno, insomma, ecco, e quindi la situazione qui dentro cambia tantissimo. Vero anche che per carità non è un camper normale, lo dico sempre, è un camper invernale, d'inverno tiene molto il caldo, ma d'estate è il fresco, porca miseria, cioè per raffreddare sto camper d'estate, ciao. Questa nuova mega fracassata di DC ha portato anche un altro piccolo cambiamento nell'uso del camper, ossia che se io posso caricare, adesso sono 106-110 ampere ora correndo, ho più la possibilità di tenere il camper all'ombra, ok? Non doverlo necessariamente lasciare sotto al sole dove si cucina per fargli caricare le batterie tramite i pannelli, hai capito? D'altronde le cose se non le provi non le puoi capire, non le puoi sapere, no? Cioè, anch'io dicevo ma DC, tanto chissà quando li userò proprio nelle emergenze, se devo fare un lungo viaggio d'inverno. Invece vedi come ti possono cambiare l'uso del camper, della serie uso più climatizzatore e tengo di più il camper all'ombra. Io sono tornato in patria, guarda che mega coda, siamo a metà giugno. Una volta da giovane pensavo sempre, in mezzo a tutte ste migliaia di persone, chissà se ci sono delle pornostar, cioè chissà quante pornostar ci sono, hai capito? Adesso invece che ho passato i 40 dico, ma guarda te, in mezzo a tutte ste persone chissà quanti delinquenti che ci sono, cioè quelli che poi troverai nei giornali, che ti occupano la casa, che ti derubano, ti rapinano, hai capito? E qua mescolati a qualche parte. Non so perché ho avuto questa brillante idea e non sono arrivato qua stanotte. Ah beh sì, forse perché avevo il frigo vuoto. Mamma mia, c'è una quantità mostruosa di camper e roulotte, ogni anno sempre di più. Giustamente il popolo, non solo quello italiano, soprattutto quello tedesco, dice non siamo tutti miliardari, cioè saremo anche benestanti, nel senso che non ci manca il cibo, non ci manca un tetto sulla testa, però non siamo tutti miliardari da poter permetterci alberghi, parcheggi e via discorrendo. Quindi spesso si ripiega non solo per passione, ma proprio appunto si ripiega sul camper per necessità. Cioè, penso a chi ha una famiglia di 4 ragazzini, cioè in certe situazioni quando prendi anche dei pacchetti viaggi devi moltiplicare tutto per 4, cioè non è che dici è una camera, la dividiamo in 4, non è sempre così, ragazzi. Oh, che disastro di traffico, figurati se io troverò parcheggio. Vabbè, tanto devo andare al parco, che devo trovarmi poi lunedì con un cliente per finire dei lavori. Credo di non aver mai visto tutta questa gente a Jesolo in tutta la mia vita. Magari sbaglio, siamo a metà giugno, La batteria ricaricabile per il controller dell'Xbox funziona, costa una minchiata. È bellissima. C'è un po' di, come si dice da noi altri, di colore. Ma come bello, ci piace 20 cielo, no, niente, che guanca il piano di acqua, porca troia, senti che roba, il madonna è l'abitazione, senti, boia, qui via che non mi arriva rami in testa, mi aveva fatto fermare proprio qua sotto i platani, boia anche altri, dai, aspetta va, noi che abbiamo il dono dell'intelligenza andiamo in una strada senza alberi. Difatti vedi, ti ho detto, può succedere che ti arrivano
addosso e sono guai, insomma, cioè ti vanno i pannelli, uno di quelli grandi. E allora adesso stiamo lontano dagli alberi. Questi sono alberelli. Come tu ben sai, io più volte ho espresso nei video la mia filosofia di vita, o meglio forse il mio fine ultimo, il mio nirvana da raggiungere, che è il non avere rotture di coglioni. Per non avere rotture di coglioni, per carità, ci sono tantissimi modi, ma uno dei più efficaci è il prevenire le cose, porco cane. Prevenire è meglio che curare. Cosa significa curare? Una rottura di coglioni, una rottura di coglioni da sistemare, hai capito? Quindi anche qua, quando tu ti predisponi il cervello a anticipare le cose, gli eventi, ossia a prevenire, come abbiamo appena detto, tu dici cazzo di là, a parte che sono successi disastri in passato eccetera, vabbè, ma lasciamo perdere quello ad altre persone. Ci sono degli alberi con rami importanti, rami grossi, c'è un vento forte, non si sa mai che peggiori, me lo piglio qua sopra, mi fa fuori i pannelli, mi fa fuori il climatizzatore, hai capito? E quindi preveniamo sta rottura di coglioni cambiando strada, ma ripeto, è un atteggiamento, non è un singolo evento, è un atteggiamento che, detto da uno che ha la Ducati, cioè sembra anche una cosa senza senso, no? Perché la Ducati, soprattutto quelle vecchie, è una moto famosa per essere delicata, e soprattutto le cose in generale, quando sono tanto vecchie, sono a fine corsa, non si può cambiare pezzi, ma tutti gli altri, bene o male, sono comunque tutti a fine corsa, e quindi è così, è così. Diciamo che solitamente la persona previdente non dovrebbe essere una persona che ha auto o moto d'epoca, esatto, sì, o camper, è la stessa identica cosa. Che si stramba, Dio. Si sta fermo un attimo. Ara, è colpa sua, vedi tu? Tutta colpa sua, zio caro. Il grado di civiltà del turismo di Jesolo, questa è una di quelle macchine salvavita con quelle specie di defibrillatori per chi ha gli attacchi di cuore. Guarda che roba. Pazzesco. Oggi mi sono vestito da puffo, a me manca solo che il cappello qua. Sto facendo, non so se senti dal rumore, senti quel, tra virgolette, passami il termine, esperimento, passami il termine, di tenere il climatizzatore della cellula, quindi quello del camper, la parte vivibile, ok, non del furgone, acceso anche quando si è in corsa. Poretto, questo perché hai anche un clima base, il Dometic FJ 1007. Il Poretto anche funziona, solo che ho quei vetri qua dei camper che scaldano in una maniera estrema, non ci sta dietro. Cioè certo, ovviamente ti aiuta a stare neanche più fresco, meno caldo, ecco, riterrei che il termine appropriato è meno caldo. Esatto, però il fresco purtroppo no, con i vetri così no. E che ho provato a mandare via quello oscurante esterno in corsa, non te li ha fatti, cioè è tutto un zappa sotto vece, Dio caro. Guarda, è da 4 ore che va il clima, l'ho sempre lasciato acceso, che anche se mi sono fermato a fare delle commissioni l'ho lasciato acceso e niente, non è sufficiente, cioè secondo me è molto meglio aprire i finestrini, quindi diventa inutile cazzo il clima. Guarda te porcherie che ti vendono 2000 euro, Dio caro, per neanche riuscire a raffreddare una cabina grande come 4 bare da morto, robe da matti. Purtroppo nel mondo del camper è ancora così, perché è un mercato che seppur è esploso in una maniera spaventosa è ancora acerbo, nel senso che si vendono ancora camper e componentistiche per camper letteralmente di merda, cioè proprio cinesate, saltatemi addosso, che però costano come pezzi di altissima qualità. Purtroppo è così. Al giorno d'oggi una qualsiasi persona con un minimo di intelligenza può benissimo vedere, toccare con mano e capire che i camper altro non sono che, commercialmente parlando intendo, commercialmente parlando mi raccomando, pattume venduto a peso d'oro. Sono letteralmente pattume venduto a peso d'oro. E dopo questo pattume, regali, esperienze bellissime è un altro discorso, ma io intendo come materia è pattume. Punti sul generatore, mi sa che aveva ragione lo zio a dire sta fermo, aspetta perché il gas di merda, perché si sentiva dalla puzza. Effettivamente puzzano anche i fornelli, che come fai a finirlo d'estate? Intanto lo accendo il generatore per consumare, devo appunto buttarlo fuori, non so neanche in che distributore l'ho fatto perché ero in giro, cioè della serie almeno so, mi ricordo dove era, non ci torno più, e invece no, non ho proprio ricordi. Come andiamo bene, uga.
Guarita, non cammino più praticamente. Ugan! Cara, sono arrivati sti due pacchi, qua non so neanche cos'è. Questo pacco e bombe col lavoro, nel senso che intanto, vabbè, ma adesso ho detto stacco, adesso sto finendo i conteggi, prendo e vado via in moto, perché se no non si vive più. Niente, ero troppo curioso. Allora, queste dovrebbero essere delle telecamere da recensire, neanche mi ricordavo, le vedremo. E questa sicuramente è la famosissima Toto, non la apro neanche. Non vedo veramente l'ora. Cioè, dovrebbe essere un'autoradio ultra mega strafiga questa. Ma te pare che mi resisto a curiosità? Era anche sto bigliettino scritto in China. Sì, è lei. Va bene, dai, si vedrà più avanti queste cose da aprire, fare i video, eccetera, eccetera. Adesso priorità agli amici, a Alessia e a Moto. Controllo febbre perché siamo puntuali, cioè non capisco. Ma quando sono da sola? Mi raccomando la puntualità, le ultime parole famose. Pausa smaltimento bruciore di culo. Ma è solo per il discorso della sella, che dopo magari la gente si fa anche idee strane, no? Ti ricordi, questo era il ristorante che abbiamo scelto io e Thomas l'ultima volta, mentre stavolta scegliamo questo. Che strano aver portato anche Alessia. È bello rivivere con occhi diversi le stesse emozioni, no? Scoperte, emozioni, insomma, volevo dire qualcosa di un film noir. Non so neanche cosa vuol dire noir, però fa figo dillo il Drakkar noir. Questa, mamma mia che arso che sono. Ciao Fufi, guarda che bello, non posso neanche accarezzarlo perché ho il casco. Questa è Maiga Barbaria, guarda che carina. Anche qui hai i tavolini fuori, se mi arrivi in bici o in moto. Stava in macchina, dai, fa brutto in macchina. Come beh? E devo giudicare a me foto? Sì, è colpa mia. Perché scrive cagate. Esatto, è colpa mia. Facciamo vedere la moto al super. Cioè, a sta ora non mi alzo perché mi sono smoiato le braghe, perché mi tirava la panza. Se mi alzo mi cadono giù le braghe. Non vuol dire mai che la signora qua che ha detto Robin si offendesse a tutto più. Comunque, questo che fate dal panorama. Un teenager, gli altri fermo i foto e i video. Guarda qua un altro teenager, vedi tu. Fitto di dire bello perché poi pioverà, non lo dirò più. No, bello cavolo di sera. Accidenti. Fa la sua sporca figura, Fioi, eh? Allora, ti spiego, quella è Valdobbiadene. Bello, non so quanto potete capire in video, ma provate a immaginarvi con una bella birra da mezzo, un fiade ombre de rosso e a graspetta offerta da casa, quanto bella che è sta roba qua. Prova a immaginare, entra dentro.